Un saluto da Cesare. Oggi iniziamo la nostra avventura salendo, come spesso abbiamo fatto, lungo la sponda occidentale del lago. Questa è la città inondata dal sole e Villa d'Este. Una bella vista dalla salita di Pizzo. A Moltrasio, il mio amico scultore Massimo Clerici ha realizzato questo bassorilievo dedicato a Vincenzo Bellini, che qui soggiornò e compose alcune delle sue più belle opere. All'estrema sinistra si può notare un'esile figura femminile. È Giuditta Pasta, cantante e musa del compositore, che gli dedicò la casta diva della Norma. San Quirico Aurio. Il campanile romanico è del XII secolo, mentre la chiesa è stata ricostruita in epoca barocca, spostando l'ingresso dalla strada al lago. Io e la mia fedele moto siamo arrivati ad Argegno. Qui lei rimane ad aspettarmi ed io invece salgo la mulattiera che mi porterà a Pigra. Sono 700 metri di dislivello. Forza! Il lago oggi è cattivello, ma lo spettacolo è impagabile. Il ponte romanico sul Telo. Questo era il percorso dell'antica Via Regina. Il portico che si vede sulla sinistra era la porta settentrionale d'ingresso all'abitato. Salendo sopra Argegno, la chiesina di San Sisinio, parrocchia di Muronico. È la più antica chiesa della Val d'Intelvi, ma è stata rimaneggiata nel 600 e nel 700. Particolare è la facciata con dipinti a trompe-l'œil, che cioè generano l'illusione del reale. La mulattiera attraversa l'abitato di Muronico, dove troviamo una bellissima fontanella, testimonianza di un mondo più antico. Che bello trovare cartelli così chiari. Noi andiamo a destra. Salendo lungo la mulattiera, se mi giro, mi appare lassù in alto, sul culmine della montagna al centro, la chiesina di San Zeno. Ricordate? Era stato il luogo di una nostra precedente avventura. Non ti scordar di me. Siamo quasi arrivati. Lassù ci attende Santa Margherita. Eccola, è la parrocchia di Pigra. E questo è il panorama dal sagrato. Laggiù in fondo arriva la funivia che sale da Argegno, perché quassù si può salire anche così. Magari quest'estate? Sul sentiero verso il Belvedere una piacevole sorpresa. Shh, silenzio, stai arrivando al villaggio delle fate. Eccolo il villaggio delle fate, come non rimanere incantati. Una casetta e un'altra. Siamo arrivati al Belvedere ed è un vero belvedere. A sinistra il Monte di Tremezzo, il Legnone, l'isola Comacina, la penisola del Balbianello, Bellagio e la Grigna. Sempre da quassù il San Primo e il Bolettone laggiù al centro, un po' più lontano. A fianco del sentiero la Villa Peduzzi, costruita nel 1909 sui resti di una torre d'avvistamento abbattuta, è stata recentemente ristrutturata dopo anni di abbandono. Ed ecco sotto la villa la piscina a sfioro. Se può interessare, la villa viene ora affittata. Il prezzo? 6.000 euro a notte. Ed ecco il panorama che si può godere dalla villa. Entriamo nel nucleo storico del paese attraverso il percorso Pigra da scoprire
e ci accolgono alle finestre dipinte questi bei gattini. Un portico e un gattino. Qui abbiamo fatto un po' di legno. L'antico lavatoio, chiamato panee, vi si lavavano i panni. La strada si nasconde. In un angolo piccoli oggetti realizzati da chissà chi, a ricordo di Pigra, ed un secchiello per le offerte. Una piazza. La fontana alimentata dalle sorgenti a monte. Un gattino ci saluta sulla porta. Il sole tramonta dietro la grona e l'avventura è finita. Alla prossima!